Oltre la pagina Radio, Libertà, vediamo se riesco a far partire ancora i convenevoli formulaici. Vedete? Sono capricciosi, non obbediscono, al sono qua ci sono tripudio per la grande sigla che mi è stata a quanto pare copiata, così mi dicono, ma io in realtà non sono esclusivo, sono inclusivo, condivido con tutti. Io saluto il grande Francesco, assiso sul di comando di regia tecnica, saluto con un abbraccio forte, 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 forte la signora Adriana Angela, la signora Carmela e la signora Clotilde. Qui siete in simultanea con noi Radio Libertà quando sono scoccate le 10:44. Tra pochi istanti per qui Parlamento l'onorevole Ottaviani, già sindaco di Frosinone, per parlarci del decreto fiscale. Quindi domani, via anticipo, dovremmo avere Eric e Stefani per parlarci invece del decreto sicurezza. Finora sul decreto sicurezza sono emersi aspetti francamente eh, unilaterali. Per esempio, vedevo una trasmissione televisiva, c'era, non so se Serracchiani o Appendino, le simpaticissime Serracchiani e Appendino, accusavano la Lega, per esempio sulla cannabis, il decreto sulla cannabis. Ci sono i coltivatori che protestano, non è così, non è così. Il decreto, proibisce di usare la cannabis, poi l'ho scritto, adesso non mi ricordo, per diciamo uso, ludico e intendiamo per farsi le canne, ma per uso industriale invece no, quindi non proibisce la produzione. Quindi quello che dicono tipo Appendino e Serracchiani non è vero prima di tutto, oltre che essere propagandistico, non è vero. Ma ci sono tanti altri aspetti, per esempio non si parla del inasprimento delle pene per chi raggira gli anziani, francamente mi sembra qualcosa di meritevole. Vediamo domani insomma se riusciamo a parlarne con Erika e Stefani, diciamo è prenotata, vediamo se riesce a liberarsi. Intanto allora l'onorevole Ottaviani, poi dopo le 11 una disamina sul federalismo, differenziato con il professor Spartaco Pupo, che insegna a Cosenza in Calabria e che sostiene, la bontà di questa, riforma in modo molto argomentato e interessato. Lui è docente di storia delle dottrine politiche e quindi poi c'è Lega Liguria e poi c'è Che giorno è. Partiamo allora con Qui Parlamento.
Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Radio Libertà, oltre la pagina, parliamo di autonomia differenziata. Una riforma che, giocando con i termini, potremmo definire costola della sinistra, perché è il passaggio conclusivo della riforma del titolo quinto avviata dal ministro, allora non era PD, era DS, Franco Bassanini. Dopo 23 anni c'è la conclusione. E il PD però adesso lo chiama Spacca Italia. Poi, se non parleremo di politica, è che come fai a non ricordare che Bonaccini, che De Luca avevano approvato questa riforma e che adesso sono loro in prima fila a gridare Spacca Italia? Non dovevo neanche dirlo, però ti viene, no? Quando sei dall'altra parte vedi questi atteggiamenti. Ma chi se ne importa? Parliamo della riforma in sé, andiamo a spiegarla, perché quello deve essere il compito di chi pensa che questa riforma possa davvero migliorare la res pubblica italiana. Intanto partiamo da un presupposto: in Italia le cose non è che funzionino, quindi l'alternativa a questa riforma è lo status quo, o lo statu quo, per essere anche un ablativo assoluto, se non ricordo male. Ho fatto lo scientifico, non il classico. E quindi già il fatto di voler cambiare uno statu quo che vede le cose, soprattutto al sud, non funzionano. E quindi vediamo dove questa riforma può migliorare. Lo possiamo fare con il professor Spartaco Pupo, che è docente di storia delle dottrine politiche, che anche ieri sulle pagine di Libero spiegava, argomentava quali sono gli aspetti positivi di questa riforma, soprattutto per il Sud. Professore, intanto Sì, benvenuto ai eccomi. nostri microfoni. Grazie, bentrovati, grazie per l'invito. Grazie a lei per aver accettato il nostro invito. Da dove possiamo partire? Io ho detto è una riforma a costola della sinistra, ma vorrei, tanto lei appunto è un docente universitario, uno studioso, quindi Sì, bypassiamo l'aspetto politico. Lei insegna in un'università calabrese, a Cosenza, sì. e lei ha scritto ieri che è una riforma importante per il Sud, che è il contrario di quanto magari viene argomentato. Ecco, quindi lei è uno studioso, uomo del Sud, auspica questa riforma. Partiamo da qui: dove può diciamo intervenire in modo positivo questa riforma nel meridione d'Italia, nel mezzogiorno d'Italia? Beh, intanto lei la chiama giustamente una riforma che è la costola della sinistra. Io direi che si pone in continuità, almeno dal punto di vista istituzionale, con quanto già sperimentato e abbondantemente approvato, no, nelle stanze del cosiddetto potere ormai 23 anni fa. Cioè questa benedetta autonomia differenziata in sostanza porta a compimento un processo iniziato alla fine degli anni 90 dal già ricordato Bassanini, che fu l'ispiratore di quelle famose riforme che hanno decretato il decentramento, no? Inteso proprio come spostamento delle competenze dallo Stato centrale agli enti locali, ai comuni, alle amministrazioni locali, quella che si chiama periferia. E questo culminò nella riforma del titolo quinto, che venne approvata, sebbene con una maggioranza risicata, come pure si sottolinea, ma venne approvata da una maggioranza di centrosinistra sotto il governo Amato. Quindi è l'autonomia differenziata è questo, è una legge procedurale che attua una modifica costituzionale rimasta inattuata per 23 anni, per la irresponsabilità evidentemente di i governi, i parlamenti che si sono succeduti in tutti questi anni e che non hanno portato a attuazione a quello che è stato iniziato ma non finito. Quindi ecco, dal punto di vista tecnico
Chi oggi parla si attarda su queste disquisizioni di ordine anche burocratico, legislativo, giuridico, dovrebbe innanzitutto partire da questo presupposto per contribuire alla verità storica, se non altro. Detto questo, tutte quelle resistenze che oggi vengono sbandierate, no, dalla stessa parte politica, che all'epoca era però riformista, almeno così si faceva chiamare, che oggi, come scrivevo proprio ieri sul Libero nell'articolo che lei citava prima, è una parola, quella di riformismo, espulsa dal vocabolario della sinistra, cioè basta leggere i giornali, voglio dire, ascoltare alcuni discorsi, ma anche, devo dire, ultimamente leggere qualche libro per rendersi conto di questo, cioè di una sinistra sempre più reazionaria. No, è come se si fosse ribaltato lo scacchiere politico, no? La geografia degli orientamenti politico-ideologici, per cui da una parte abbiamo un centrodestra riformatore, non lo chiamerei proprio riformista per non tirarmi le ire di qualche affezionato difensore di quella tradizione, ma senza dubbio un centrodestra che dal premierato all'autonomia differenziata sta dando prova di voler riformare un po' l'impianto, l'impalcatura, la struttura costituzionale di questo paese, e dall'altra parte una sinistra che grida allo scandalo, rinnegando se stessa. Quindi non si tratta di essere, diciamo così, tifosi di una parte o dell'altra, bisogna essere oggettivi, obiettivi, e guardare a quello che succede. Il panorama è questo. Allora l'autonomia differenziata non fa altro che restituire, dal mio modesto punto di vista, che è il punto di vista di un politologo, no, io sono un professore associato di storia del pensiero politico, giustamente l'ha ricordato lei, non sono un giurista nemmeno un costituzionalista, però credo di poter dare un minimo contributo alla lettura di quella che è la cornice storico-politica in cui questa riforma si colloca. Ed è una riforma che, appunto, lei mi fa la domanda, io le rispondo, restituisce dal punto di vista, diciamo così, più tecnico, specificità ai territori che sono oggetto di attenzione da parte dei governi regionali, e attribuisce ai cittadini, a mio modestissimo avviso, ma basta leggere il testo del DDL Calderoli, un maggiore potere di controllo sulla spesa pubblica. Si parla tanto di democrazia, di partecipazione al pubblico, no? E poi non si prende atto che questa legge, in parte ovviamente, restituisce al cittadino la possibilità di controllare come vengono spesi i soldi che gli vengono presi, diciamo così, con il gettito fiscale, cioè con le tasse che il cittadino stesso paga. E questo chi controlla i controllori, si diceva una volta. Questo problema del controllo di chi ci governa è il fondamento della democrazia liberale, che se ne possa dire. Quindi si inserisce già in questo contesto, perché l'autonomia differenziata persegue questo modello di gestione diretta e autonoma sui singoli territori di una parte del gettito dei tributi erariali, senza che questo processo passi dal governo centrale. Si tratta di trattenere sui territori una parte del gettito fiscale. Quindi si tratta di un decentramento di competenze che ovviamente, come ben specificato nella legge, che in alcune parti sembra un po' anche nel testo, nel modo in cui è scritta, abbastanza farraginosa, nel senso che risente del dibattito e della mediazione tra i vari gruppi in Parlamento. Questo è evidente in alcuni punti, però è di una chiarezza alla fine, quando si tratta di sviscerare i punti più focali, di una chiarezza cristallina, perché dice che questo decentramento di competenze si realizza su richiesta delle singole regioni, sì, su richiesta delle singole regioni, ma solo dopo una complessa procedura in cui
e rimane allo Stato centrale, diciamo così, l'esercizio di alcuni poteri, cioè rimane allo Stato la facoltà di accogliere le specifiche richieste delle regioni. Questo per scongiurare una sorta di, potremmo chiamarlo più che di regionalismo spinto, di secessionismo, come invece sbandierano gli oppositori di questa riforma. Non è nelle cose, non è nelle carte, e nella legge sono previsti degli specifici contrappesi a questa possibilità. Perché Tanto, lo Stato, a professore, parte la questione dei LEP, che comunque certo, vanno prima individuati e mi finanziati permetta, a professore, mi prescindere. sente? Mi Sì, sente? sì, No, allora, prima di affrontare il LEP, poi c'è anche la parte che riguarda la dottrina sociale della Chiesa, che riguarda in qualche sì, modo questo aspetto. Volevo fare un riassunto da parte mia, terra a terra, lei ha spiegato benissimo. Volevo vedere, è un po' anche come la vedo io, no? sì. Se la regione ha delle competenze specifiche, prende queste competenze, agisce su queste competenze, poi se io cittadino non vedo i risultati, non è che mi dicono: "Guarda, vai al ministero a Roma". Vado dal mio consigliere regionale, magari quello che ho votato, vado, comunque ho, diciamo il centro di potere più prossimo. E anche in questo senso, professore, che Sì, c'è una sì. perché lei proprio ha anche spiegato nell'articolo, avviciniamo le istituzioni al cittadino e questo aumenta la trasparenza. E così Sì, infatti possiamo dire io credo che è questa troppo legge offra, molte è cose bisognerebbe semplificata. aggiungere per carità, ma è un primo passo importante, e di questo bisogna avere l'onestà intellettuale di iniziare ad ammettere questo che sto per dire. Cioè, la legge offre l'occasione ai cittadini di riavvicinarsi alla cosa pubblica, alla famosa res publica, tanto osannata, perché a tutt'oggi siamo come cittadini divisi rispetto alla cosa pubblica da un muro di burocrazia e di irresponsabilità, perché i politici che abbiamo eletto non rispondono a tutt'oggi diciamo così, della responsabilità, non rispondono di come vengono spesi i fondi direttamente, e da questo dobbiamo, e in questo probabilmente sta la motivazione, la ragione delle tante incompiute, no? Delle cattedrali nel deserto, di quelle cose pubbliche che vengono realizzate ma che non servivano, per esempio, ma che soddisfano interessi che non sono gli interessi delle popolazioni amministrate, non sono gli interessi dei territori locali, ma sono interessi di chissà chi. Allora, quando il politico è messo dinanzi alla responsabilità di gestione pubblica, allora il cittadino non solo è più libero, ma si realizza il principio democratico del controllo sul potere. Perché qua, come diceva un grande del Novecento, non si tratta di vedere che cos'è la democrazia, l'abbiamo stabilito. Il problema è capire come si realizza la democrazia, e il come sta, la garanzia di quel come sta nel controllo. Quindi io credo, ma potrei sbagliarmi, che chi fugge dalla responsabilità osteggia l'autonomia. Osteggia l'autonomia differenziata, Ecco, perché con l'autonomia professore, differenziata i mi cittadini scusi, finalmente mi possono perdoni. esercitare, ripeto, seppure in parte, questo controllo su come vengono impiegati i soldi prelevati dalle loro C'è tasche. E professore, c'è questa un si altro chiama punto. democrazia, che Pronto? piaccia o Mi no. sente? Addirittura esalta la democrazia in senso partecipativo, non solo in senso liberale. Professore, Sì, mi permetta, c'è un altro punto che avevo tralasciato molto importante che lei riprende, che riguarda proprio il Sud. Bocciare sì, questo tipo di riforma fa passare un messaggio devastante, cioè l'idea che i territori per crescere, per migliorare, per arricchirsi, debbano dipendere solo dal governo centrale, dal trasferimento delle risorse. sì, L'idea che non ci sia un'alternativa, che non ci sia la possibilità di costruire, per esempio, è retorico, per esempio, pensiamo, lo si dice, magari è un po' superficiale,
pensiamo al sud, il potenziale turistico, eccetera, che al sud è enorme, verrebbero dal mondo con strutture adeguate, eccetera. Pensate se il sud responsabilizzato potesse provvedere e far crescere in questo senso. Questo non è anche, per carità, forse sono stato troppo superficiale, ma il principio è quello: l'idea che solo grazie allo Stato centrale si può migliorare è devastante, perché poi è l'idea che è andata avanti fino adesso con risultati che abbiamo davanti agli occhi, che non sono proprio esaltanti. Certo. Certo, io credo che non tutti tra quelli che agitano questo spauracchio, no, della fine dell'unità nazionale, dell'aumento del divario tra nord e sud siano in buona fede. Credo che proprio ci sia questa strategia di far rassegnare gli italiani in generale, ma soprattutto i meridionali che abbiamo abituato, no, con le varie rendite, con i vari mezzi di soddisfazione assistenzialistica, non dico di recente, ma nella prima Repubblica, diciamo così, no? Nell'immediato dopoguerra, eccetera. Ecco, abbiamo in verità chi pensa oggi al regionalismo pensa ad un regionalismo inteso come trasferimento delle risorse dello Stato centrale e basta. E basta. Quindi si educa la gente, in particolare quelli del sud, a non attivarsi, inventarsi, riappropriarsi del proprio domani, del proprio futuro, ma ad aspettare l'elemosina dello Stato centrale. Uno Stato centrale, peraltro, sempre più impoverito, come dicono gli ultimi dati. Quindi si vuole perpetrare, diciamo così, questa cultura, io la chiamo parassitaria, cioè della resa. Arrendetevi, perché solo lo Stato centrale può aiutarvi. E questo è alla base del più becero immobilismo politico, altro che quietismo, non solo quietismo politico, ma immobilismo politico. Cioè si vuole far credere in sostanza che l'efficienza, come dice lei, la ricettività, l'organizzazione dei servizi, lo sviluppo, ecco, economico, passa solo dall'assistenzialismo centralista. E questo vuol dire rinnegare il regionalismo, che certamente non è un risultato politico, un'acquisizione della destra, perché basta riprendere il dibattito, diciamo così, degli anni 70 per arrivare a capire chi ha voluto il regionalismo a tutti i costi in questo paese, no? E quindi, allora, il regionalismo è incompiuto in questo paese, no? Perché incompiuto è il federalismo fiscale, incompiuto è tutto il resto che oggi questa maggioranza politica tenta di in qualche modo fare, colmando questa lacuna. Quindi si alimenta questa idea sbagliata che i territori non possono migliorarsi, cioè o se possono farlo devono farlo sulla base di questo livellamento, no, delle prestazioni, delle esigenze, dei bisogni. Io credo che è proprio questo che rende, cioè il problema dell'uguaglianza che viene messo in discussione, sia proprio qui, cioè tarpare le ali a chi vuole migliorarsi, tirando fuori il problema della disuguaglianza. Ma no, perché anche i più deboli, in questo caso le regioni meridionali dal punto di vista economico più deboli, non certo dal punto di vista di altre situazioni e parametri, non sto qui adesso a sviscerare questo, che ci vorrebbe una trasmissione a parte, però se tu tarpi le ali a chi vuole volare più in alto, le tarpi anche a quelli che potrebbero giovarsi di chi vola più in alto, in termini di sperimentazione, in termini di prodotti che possono essere fruiti da questa innovazione e sperimentazione. Cioè tutto si può criticare, tranne il fatto di poter tentare un miglioramento che al momento è impossibile con questo stato di cose. Cioè questa legge, diciamo così, va nella direzione dell'uguaglianza, che non vuol dire livellamento. L'uguaglianza non è livellamento piatto, collettivismo politico, centralismo. L'uguaglianza è qualcosa
che è un punto di partenza, no? Nelle tradizioni liberali, ma poi chi ha più lana da tessere tesse, cioè e anche chi, perché da dove è scritto che il Sud riceve solamente problemi da questa riforma? Perché non è possibile al Sud trovare il modo di far funzionare meglio i propri servizi, conoscendo bene quali sono i problemi, o i problemi del Sud, che ne so, della Calabria o della Lucania, li conoscono meglio a Roma dei calabresi o dei lucani. Dove è scritto questo? Cioè, come spendere i nostri soldi? Io credo che i cittadini in periferia lo sappiano molto meglio di quelli che invece legiferano a Roma. E allora sì, il problema della rappresentanza, la tradizione liberale, tutto quello che questa legge non mette in discussione, tutto questo, semplicemente introduce una possibilità e una opportunità che non è assolutamente, è il contrario della sciagura. La sciagura è Certo. adesso, la sciagura è Professore, vedere la fatiscenza pubblica del Sud che non riesce a rialzarsi e che aspetta il famoso paniere che però non arriva. Se può professore, arrivare una tantum dall'Europa è qualcosa, ma non sempre questo può accadere. Allora certo, bisogna ripartire da noi stessi. Prego. professore, allora abbiamo purtroppo pochissimi minuti Sì, e ci sono ancora 2 punti. I LEP che si fa credere che siano assolutamente legati alla riforma, no, sono già in Costituzione e quindi vanno comunque realizzati. E poi la sì, dottrina sociale della Chiesa, perché ci sono stati esponenti della CEI che si sono schierati contro questa riforma, andando un po' contro anche quelli che sono stati nel passato anche recente, il pensiero della dottrina sociale della Chiesa stessa, che ha nel principio solidaristico comunitario sì. una specifica intrinseca. Prego. Sì, vabbè, sui LEP ha già detto lei anche bene, cioè non sono definibili astrattamente una volta per tutti, cioè chi adesso si abbarbica sulla questione dei LEP per poter dare il suo dissenso nei confronti dell'autonomia differenziata, secondo me sbaglia, perché il finanziamento dei LEP non può non tenere conto della contingenza, quindi delle risorse effettivamente disponibili in un determinato momento storico. Se non ci stanno i soldi, che vi finanzi? Va finanziato, diciamo così, non in astratto e universalmente, come dice la stessa Costituzione, ma a seconda delle disponibilità. E poi presentano i LEP un obbligo costituzionale che prescinde dall'autonomia differenziata. Mettiamo il caso che noi abitassimo in una repubblica sovietica ad alta centralizzazione, ecco, i LEP andrebbero finanziati comunque, quindi è un'altra baggianata che bisognerebbe, o se vogliamo chiamarlo in termini un po' più moderati, un equivoco che bisognerebbe che qualcuno cominciasse a dire che è un equivoco questo dei LEP, no? Ed è semplicemente un equivoco su cui si gioca per alzare le barricate. E l'altra questione che lei mi invita ad affrontare è quello più Il rerum novarum. specificamente, diciamo così, vicino alle mie cose, ai miei interessi anche scientifici. E, insomma, io credo di avere studiato anche la materia, ho scritto sopra qualche libro, uno dei tanti è La comunità e i suoi nemici, ormai del 2008, in cui affermo proprio questo, cioè che l'autonomia politicamente ha origine in due tradizioni fondamentali che spesso si uniscono. È innanzitutto da considerare come il vero metodo della libertà. L'autonomia in fondo è il metodo della libertà e quindi il portato di una cultura politica che, come dire, si innerva nella tradizione liberale, ma credo, non tanto nella tradizione liberale individualistico-libertaria, ma in una tradizione liberale comunitaristica che è stata un po' messa da parte dalla storiografia italiana e per questo è un po' poco conosciuta e poco frequentata. Se noi conosciamo bene, per esempio, il pensiero di Carlo Cattaneo, che si levò
si destò, insomma, nel periodo pre-post-unitario per escludere, diciamo così, alcune annessioni forzate all'unità, e questo è conosciuto. Poco invece frequentato il pensiero di un altro grande liberale cattolico. Ecco, la tradizione, come dice lei, della dottrina della Chiesa, ma la tradizione del liberalismo cattolico. Antonio Rosmini, prete, addirittura beato, propose, questo i vescovi che oggi si ergono a difensori addirittura dell'unità nazionale, si leggono cose veramente interessanti, per cui se uno va a leggere un libro di storia i conti non tornano, cioè che quelli che all'epoca si batterono contro, ma veramente batterono con il vero senso della parola, lo Stato unitario, adesso si ergono a difensori dello Stato unitario. Insomma, c'è veramente da discutere su questo, non dico da ridere perché sarebbe esagerato, però c'è da discutere. Allora Rosmini che cos'era? Rosmini scrive un libro, La Costituzione secondo la giustizia sociale, che pubblicò in modo anonimo perché anche all'epoca aveva qualcosa evidentemente da temere, e in cui parla si critica le costituzioni modellate alla francese perché non liberali, perché nascondono l'assolutismo, dice, nel loro seno, e invece parla di istituzioni comunali, provinciali, di circoscrizioni di comuni e province, di determinate leggi che possono favorire una confederazione, cioè come Stato federale. Perfetto. Per non parlare proprio dei papi. Qui stiamo mettendo in discussione quello che hanno detto 100 anni di encicliche, dal 40° anno del 1931 di Pio XI al 100° annus di Giovanni Paolo II. Professore, insomma, era Pio XI che diceva che era illegale. Professore, sì. Purtroppo abbiamo sforato i tempi. Io direi che c'è talmente tanta carne al fuoco che questo non possiamo che questa prima intervista qui a Radio Libertà con Oltre la Pagina non posso che considerarla come una prima puntata, perché grazie anche alla sua disponibilità c'è talmente tanto materiale di cui parlare che conto di averla presto nuovamente ai nostri microfoni. Devo salutarla, saluto il professore. Grazie a voi, veramente. A risentirci presto. Avete ascoltato Oltre la Pagina. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.